Siamo qui con Antonio Cipolletta, il poeta muratore ascio-napoletano, per quest'ultima puntata della prima edizione del 2016, per poi iniziare il 2017. Don Antonio qui alla biblioteca per la presentazione della vostra vita, il poeta muratore. Ma buonasera a tutti quanti, saluto tutti i telespettatori, gli spettatori e grazie di questa intervista perché è una cosa molto importante, in quanto che non è che ci regala chissà che cosa, però fa comprendere alla gente e chi ha di fronte. Io sono un muratore di professione e non la cambierei, il mio mestiere non lo cambierei per niente e sono anche un pochettino uno scrittore. Facendo una valutazione fra il muratore e lo scrittore non lo so che cosa scegliere, diciamo che mi piacciono tutte e due stanno nel mio cuore. E la mia vita è un pochettino lunga, travagliata e piena di sacrifici e quant'altro. Mi è un pochettino difficile tante volte rispondere un pochettino alla tua domanda che è un pochettino in generale. Diciamo che io nel mio lavoro di muratore, nel tempo libero che ho tante volte, mi dedico a quello che sono, prima un pochettino alla pittura, adesso l'ho abbandonato un pochettino perché gli occhi a una certa età danno un pochettino di difficoltà, ma comunque i quadri ci sono. Per quanto riguarda la poesia, io diciamo che sfrutto ogni e qualsiasi momento che la natura mi si presenta davanti con qualche cosa di particolare, quasi come se mi desse un segnale. Io quel segnale lo percepisco e quindi automaticamente ne traggo dopo subito quello che è un resoconto della mia visualizzazione di questa visione che ho avuto, diciamo così. E da questo scaturisce la poesia o tante cose, tra le altre pure le canzoni, perché scrivo pure canzoni, sia napoletane che in italiano. E quindi la mia soddisfazione è un pochettino la scultura, per esempio, che pure la scultura è una cosa che mi attira moltissimo. E ho fatto alcune opere che non so, qualcuno le definirà dei mostri, ma per me sono delle opere d'arte perché non sono un diplomato dell'arte. Antonio Cipolletta, ci dovete fare, voi Scultore. sapete che Show Napoletano è una trasmissione anche, come dire, che mette in luce la vita degli artisti che sono poeti, che sono scultori, pittori, cantanti, attori di teatro, di cinema e quant'altro, ma è anche una trasmissione un po' allegra per far carpire meglio il significato di quello che vogliamo dire. E Voi prima io ho avuto la soddisfazione di di venire stare proprio in studio, ospite. adesso siamo venuti noi da voi. Grazie. E voglio fare una cosa in diretta proprio. Voi mi avete detto prima che cambiavate la cravatta, la cambiamo e poi mi dite perché dovete cambiare la cravatta. Eh sì, la cravatta è questa, diciamo che è un dono di un mio carissimo amico che nel leggere una poesia disse: senti, questa è una cosa importante e io ti devo fare un regalo. E questo regalo me l'ha trasformato, ha comprato lui la cravatta, ha comprato tutto lui e mi ha fatto questo regalo che ha scritto la mia poesia sulla cravatta, che in sintesi è una cosa che ognuno guarda la persona se ha il coraggio di fare qualcosa o meno. Quindi tante persone dicono: no, io il coraggio non ce l'ho. Io invece il titolo della cravatta è guardi ciò che io riesco a fare e ciò che tu eventualmente hai nel cuore di fare e non riesci a farlo. Quindi la forza di esporsi, perché vedi, esporsi a una certa età, diciamo 67 anni, con la pittura, la scultura, la poesia, la canzone, ti crea un attimo di difficoltà nell'ambito della gente, perché qualcuno può dire: ma quante cose vuoi fare? Io non voglio fare niente, queste sono le mie passioni, basta, voglio dire questo. Poi il giudizio delle persone valuta a seconda dell'osservazione delle opere, delle sculture e delle mie canzoni o delle mie poesie. E noi vi salutiamo e ci degustiamo la vostra serata. Vi ringrazio, saluto a tutti i telespettatori e spettatori, grazie tantissimo. Prima voglio ringraziarvi tutti quanti dell'amicizia e del rispetto che mi date in questo momento e ne sono orgoglioso, in quanto che vedete tante volte un muratore di professione, un manuale, diciamo che nell'ambito della società non viene pigliato troppo in considerazione perché è un lavoratore alla giornata, insomma è una persona modesta. La parola cultura è qualcosa che rievoca, come dire, tante cose caratteristiche
una città, di un modo di essere, di un modo di vivere. Con Antonio, come dire, ho aggiunto un'altra sfumatura, cioè la cultura è intesa anche come la capacità di crescere insieme, di fare società, di fare collettività. Antonio è una persona tendenzialmente semplice, mi posso permettere Molto di semplice, dire, molto semplice. semplicissima. Lo stesso fatto di voler puntare, fra virgolette, nella identificazione del proprio nome, dicendosi il poeta muratore, è chiaro che uno che non vuol misconoscere, diciamo, le proprie origini, quello che gli ha dato da mangiare, e forse questo è già un segnale fortemente culturale, cioè quello di riconoscere, come dire, che quello che è alla base della nostra società è il lavoro, è l'impegno umano. Forse a fianco al muratore c'è la vita agricola, c'è la vita, come dire, semplice che ci ha portato a tutto questo.